Scomparsa di Samira, rintracciato e arrestato in Spagna il marito della 43enne di Stanghella, indagato per omicidio e occultamento di cadavere, già chiesta l'estradizione. La notte tra il 26 e il 27 dicembre rapinarono una sala slot di Milano, armati di pistola, carabinieri e polizia arrestano 4 banditi, uno di questi è un ex appartenente della Mala del Brenta, scarcerato nel 2016. Regionale 2020, ieri sera Ringhe, il segretario regionale del PD Bisato, primarie, mi auguro non servano, dopo l'esperienza degli anni precedenti il candidato deve essere una persona che semina per il futuro. Manovra, il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, vedo un clima difficile, dice, per chi vuole fare impresa nel nostro paese. Antagonisti in azione ad Arcugnano contro la base statunitense dove vengono custodite armi e munizioni, tagliata la recinzione in un video postato sui social, la rivendicazione. Non accenna a placarsi la polemica sulla vicenda delle dimissioni dell'ormai ex parroco di San Lorenzo del Bignasio. Dopo la nota ufficiale della diocesi di Padova arriva il duro attacco del sacerdote. A Refrontolo papà, mamma e 2 figli si dileguano da un ristorante senza pagare. Dopo aver cenato, a titolare non è rimasto che chiamare i carabinieri. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati alla prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque, in primo piano una svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di Samira, la 43enne scomparsa da Stanghella nell'ottobre scorso, perché è stato rintracciato e arrestato in Spagna il marito della donna, indagato ormai da tempo per omicidio e occultamento di cadavere, che appunto si era rifugiato in Spagna. Allora sentiamo tutti i particolari da Valentina Visentin, che ha seguito la conferenza stampa in Procura a Rovigo, titolare dell'inchiesta. Valentina. Sì, buongiorno dalla Procura di Rovigo, dove è appena arrivata la conferma. Mohamed Barri, marito di Samira El Attar, è stato rintracciato e fermato in Spagna. L'uomo, lo ricordiamo, è accusato dell'omicidio volontario e dell'occultamento di cadavere della moglie 43enne scomparsa da Stanghella lo scorso 21 ottobre. Mohamed il 1° di gennaio aveva inforcato la bicicletta e poi in pullman era riuscito ad arrivare in Spagna, forse diretto in Marocco. In questi giorni la Procura di Rovigo ha spiccato un mandato di cattura europeo e quindi l'uomo, grazie alla collaborazione con la polizia spagnola, è stato fermato e ora è in attesa di estradizione. Qualche giorno prima della sua fuga Mohamed aveva fatto ritrovare alcuni reperti che diceva essere della moglie, come una maglietta, le scarpe e anche un braccialetto, tutti elementi che avevano aggravato la sua posizione di principale indiziato per l'omicidio della moglie, di cui non si sa più nulla da 2 mesi. La Procura di Rovigo ora attende l'estradizione dell'uomo e poi le indagini continueranno per far luce e per cercare di ritrovare il corpo della povera Samira. Da Rovigo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Ancora la cronaca, 4 persone arrestate in un'operazione congiunta tra i carabinieri di Mestre e la squadra mobile di Padova in relazione alla rapina alla sala slot VLT Imperial di Milano la notte tra il 26 e il 27 dicembre 2018. In carcere sono finiti Ivan Giantin, 48 anni, Giuseppe Mion, 44, l'albanese Alban Shira, 23 anni e il tunisino Kheireddin Sharfeddin, 29 anni. Ad agire nella sala giochi furono 2 malviventi che con la minaccia di un dipendente minacciarono un dipendente e facendosi consegnare circa 400 euro. Dalle indagini è emerso che furono Giantin e Mion a pianificare la rapina. Il primo poi agì nel locale insieme all'albanese. Mion invece avrebbe fornito le informazioni necessarie relative alla sala slot, effettuando sopralluoghi nei giorni precedenti e facendo da staffetta e palo ai complici durante l'assalto. Giantin, peraltro, è già noto alle forze dell'ordine per aver fatto parte della Mala del Brenta, scarcerato solo 2 anni fa al termine di 16 anni di detenzione per reati gravi, tra i quali quello di aver partecipato all'agguato a colpi di Kalashnikov contro i carabinieri di Ferrara la notte del 3 marzo 2001 e che solo per un caso fortuito non provocò la loro morte. Lasciamo la cronaca per un attimo e concentriamoci su Venezia, una Venezia che vede oggi, ha visto oggi e vede in queste ore
il nuovo, come già annunciato, test delle paratoie del Mose. Allora Filippo Fois da Venezia per dirci come sta andando, come è andata. Sì, buongiorno. Dunque sono riprese questa mattina alla bocca di porto del Lido le prove di sollevamento delle paratoie del Mose. Si stanno alzando tutte 20 le dighe mobili della bocca di porto. E si tratta del primo test del 2020, diversi ce ne sono stati l'anno scorso, diversi ce ne saranno comunque anche quest'anno. La durata complessiva della prova di oggi è di circa 8 ore, si proseguirà fino alle 4, si è iniziato alle 8, la prossima sarà il 3 marzo. Al test odierno ha assistito anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che già il 3 dicembre, lo ricorderete, aveva assistito alla prova che si era svolta a Malamocco. Ricordiamo che Luigi Brugnaro, oltre che sindaco di Venezia, è anche commissario straordinario per l'acqua alta. Sono prove quelle del Mose che si svolgono in un clima di vivace dibattito, come vi abbiamo spesso riferito, compreso anche quello da parte dei tecnici su prove che si svolgono in condizioni di marea calma, per cui non in quelle in cui dovrebbe operare il Mose per difendere Venezia e la sua laguna dall'acqua alta. Le prove comunque, è stato comunicato, verranno effettuate più avanti anche in condizioni cosiddette critiche. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Filippo Fois, lo accennavi tu alla presenza di Luigi Brugnaro proprio in queste ore a San Nicolò. Il tweet di poco fa del sindaco di Venezia che dice: prova delle paratoie del Mose a San Nicolò riuscita. La soddisfazione dunque del primo cittadino che scrive: continueremo l'operazione trasparenza e a fare pressione perché i lavori si concludano, lo dobbiamo ai cittadini che vivono e lavorano a Venezia. Dimostreremo, conclude, al mondo che l'opera funziona, in gioco c'è la credibilità del Paese. Peraltro a fare da coro, diciamo, a questa soddisfazione anche le parole del Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, che ha scritto: la prima prova sul Mose è andata bene, se si ripresenterà l'emergenza potremo alzare le paratoie per contrastare l'acqua alta a Venezia. Così appunto il Ministro delle Infrastrutture De Micheli al seminario del Partito Democratico nel Reatino. A proposito del Partito Democratico, ieri sera tra i tanti temi toccati a Ringa, ovviamente anche quello delle regionali 2020 e di quello che potrebbe essere il cosiddetto anti-Zaia, il candidato del centro-sinistra. In studio c'era anche il segretario regionale del Partito Democratico Bisato, che ha parlato di primarie, del ruolo anche che deve avere il candidato del centro-sinistra. Sentiamo un breve estratto del suo intervento. Segretario, i tempi per le primarie non ci sono più, dai. Perché no? Potrebbero ancora esserci, io mi auguro che non serva, cioè, è un ragionamento che faccio da tempo. Ci fossero le primarie lei potrebbe... Ma non strappate cioè le cose che io non ho intenzione di dire perché non sono nello stato di fatto. Cioè esclude, diciamo, una corsa da governatore. Ma qua non si tratta di escludere. Però da segretario del PD lei non vuole ritirare il simbolo, cioè, no? O avere un candidato che non... Mi pare che sia cioè, la cosa che io sto dicendo da settimane è che pur in una regione con tutte le difficoltà del caso, in cui obiettivamente certo non siamo la maggioranza, la forza con il maggior peso elettorale, deve esserci, io pretendo e come dire, mi faccio parte garante di difendere orgogliosamente i tanti militanti, iscritti, le persone responsabili anche che votano Partito Democratico al di là come dire, delle espressioni. Ma è una chiusura sulla candidatura del possibile Arturo Lorenzoni? No, non è nessuna chiusura. Io dico lo schema più largo possibile con un programma che di fatto ci vede tutti allineati su 4-5 temi su cui potremo trovare l'accordo, presumo anche con Italia Viva, con tutte le altre forze del centro-sinistra responsabili. Adesso parliamo di economia con i temi affrontati ieri dal presidente di Confindustria Veneto Carraro a Mogliano.
Il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, arriva a Mogliano per il convegno organizzato dalla CISL sulle imprese locali acquisite da aziende o fondi stranieri. Un tema di grande attualità. Sono convinto che per il nostro territorio sia importante ricevere, accompagnare, invitare le aziende internazionali, ha spiegato Carraro, legato a questo tema, quello della partecipazione dei lavoratori all'amministrazione aziendale. Non sono contrario a priori, evidentemente il modello tedesco, che è un modello di successo, hanno contribuito a qualche cosa, ma vanno viste le specificità di quel paese. Oggi non vedo che oggi ci sia la necessità da parte delle imprese di aprire a questo tipo di modello. Il numero uno degli industriali veneti è poi tornato sulla proposta della presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, di creare un soggetto che possa portare alla nascita della Patreve, ovvero di un'area metropolitana che graviti intorno a Venezia, Padova e Treviso. Manchiamo in questo territorio di competitività e di attrazione un po' per questi che chiamiamo i giovani cervelli in fuga, che non trovano più un ambiente per sviluppare anche le loro professionalità. Io più che a una capitale vedo a una diffusione del territorio. Per quanto riguarda poi il dopo boccia, Enrico Carraro ha spiegato come sia in corso il dibattito all'interno di Confindustria, anche con gli altri presidenti, e a proposito di futuro non convince del tutto la manovra economica del governo. Vedo alcune poche novità, vedo ancora grandi difficoltà per le imprese, vedo ancora un clima così difficile per chi vuole fare impresa nel nostro paese. Quello che non stanno facendo è costruire un clima sereno nei confronti degli investitori e degli imprenditori. A proposito di economia, la questione a Venezia delle navi cargo che abbandonano il porto di Venezia come punto di arrivo, a cominciare da quelle cinesi. Vediamo allora il perché di questo abbandono e quali le pesanti ripercussioni economiche. Purtroppo ciò che era la più nefasta delle previsioni, che noi era la nostra preoccupazione, su cui abbiamo lanciato gli allarmi da parecchi mesi, si è puntualmente verificata. Le navi cargo cinesi abbandonano Venezia come porto commerciale d'arrivo, il perché è da ricercarsi nelle nuove disposizioni normative della Capitaneria del Porto, che da ottobre scorso riducono in sintesi la capacità di carico dei cargo in questione. La conseguenza non si è fatta attendere, con gli armatori che hanno già dirottato il transito ai porti di Trieste, Genova e La Spezia. Non gridavamo al lupo per niente e il lupo se n'è andato, è andato via uno dei più grossi committenti di lavoro per il porto di Venezia e per l'intero territorio, che è questa nave cinese, portava 8.500 container ogni volta che arrivava, faceva dalle 6 alle 7 toccate all'anno ed è una perdita significativamente importante di merce e di economia per l'intera portualità, ma soprattutto anche per quanto riguarda il lavoro e i lavoratori. I numeri parlano chiaro di una perdita che in soldoni monetizza 1 milione di euro per ogni transito e visti gli oltre 50 dell'anno scorso i conti sono presto fatti. È un vero e proprio crimine questo, fatto da irresponsabilità della burocrazia che non trova una soluzione al problema della manutenzione dei canali. Un traffico importante che va tutelato vista la condizione di sofferenza in cui versano già i quasi 20.000 lavoratori in questione. I numeri che abbiamo noi sono che il porto complessivamente sul tema dei fondali e dei mancati fondali e del mancato suo sviluppo ha perso circa 130 navi nel corso del 2019. Adesso ulteriormente perde un altro quantitativo importante di merce. Tutto questo determina una condizione di grande difficoltà. Giovedì 23 gennaio previsto l'arrivo in città del Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, data in cui non è escluso possano esserci manifestazioni ai presidi dei lavoratori del comparto. Ancora l'economia e ancora le criticità, questa volta però nel comparto degli esercenti, dei commercianti. Parliamo della lotteria degli scontrini, la battaglia di Cesare De Stefani, titolare dell'osteria Sensoster. Abbiamo raccontato gli scorsi giorni con i nostri servizi. Ieri sera a 20:10 De Stefani ha raccontato la sua battaglia, ha ribadito anche i suoi attacchi forti dei giorni scorsi alle associazioni di categorie, colpevoli a suo dire di non protestare abbastanza, di non sottolineare la difficoltà della lotteria
degli scontrini che entrerà in vigore salvo retromarce dal 1° luglio. Allora, in questo breve estratto di ieri sera dice di non temere un'eventuale cacciata eventuale dall'associazione di categoria a quale è iscritto, e poi lancia anche un vero e proprio messaggio alla politica, alle istituzioni. Sentiamo. Io spero che dopo questa trasmissione... Questa sera diciamo tirate un bel colpo. Provino a creare giustamente la situazione per cacciarmi, e naturalmente io questo l'ho messo in conto, e come tutte le cose quando intraprendo una battaglia penso anche poi alle conseguenze e quindi mi preparo. Io spero che anche con questo mio discutere si rivaluti. Poi se lo Stato, se la pubblicazione, se la politica lo pensa opportuno, per me lo può fare. L'importante è che non mi si chieda un secondo di tempo, che come imprenditore, come piccolo gestore, come esercente, come barista, non mi si chiede di dedicare un secondo e un centesimo. Un secondo di tempo non me lo devono prendere, e un centesimo di nessuna natura, anche di natura di assistenza ai sistemi software, perché molto probabilmente con i milioni di dati che dovranno essere inviati non vorrei che il mio sistema software ci fossero problemi. Quindi, per me possono anche proseguire. L'importante è che non mi si chieda un secondo di tempo, né mio né del mio personale, né un centesimo di costo. Adesso il blitz degli antagonisti ad Arcugnano nel Vicentino, obiettivo la base statunitense. Blitz degli antagonisti alla base americana di Fontega di Arcugnano, sito militare che custodisce armi e munizioni. Cappucci calati sul volto per non essere identificati e passamontagna con i colori dell'arcobaleno. Un gruppetto di giovani, poi firmatisi No War, nello scorso fine settimana, approfittando del buio della notte, armato di cesoie, ha preso di mira la rete di recinzione che è stata divelta per alcuni metri. Non contenti sarebbero entrati all'interno della polveriera statunitense per poi allontanarsi dalla zona. Il tutto è stato documentato in un video che il gruppetto ha poi messo sui vari social a firma No War per rivendicare l'azione di protesta. Video che ora è al vaglio dei carabinieri della SETAF e della Digos della Questura. Da capire come il gruppetto abbia potuto avvicinarsi al sito. Nei giorni scorsi vertici militari USA e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno avevano disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza per i siti sensibili, dalla caserma Edere al Daldin, dalla base Pluto a Longare al villaggio americano e un deposito di Torre di Quartesolo. Pochi istanti di pubblicità, ci ritroviamo fra pochissimo. Rieccoci in studio, in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale Polemiche nella Curia. Partiamo da Padova, ovviamente parliamo del caso che riguarda Don Marino Ruggero, il parroco dimissionario della parrocchia di San Lorenzo di Albignasio. Ieri, dopo l'annuncio delle dimissioni nei giorni scorsi, la nota della diocesi che parla di comportamenti non consoni con il celibato, la reazione del sacerdote è stata durissima. Se questo è il metodo che usano, allora io sono vendicativo e inizio a fare l'elenco, con tanto di prove, di preti pedofili, gay o che hanno la donna che ha abortito, che sono a capo di grandi parrocchie della diocesi di Padova. Una risposta che non lascia nessun dubbio, colma di rabbia, quella pronunciata da Don Marino Ruggero dopo aver letto il comunicato ufficiale della diocesi padovana. Una vicenda che continua a sollevare un ciclone di polemiche. Il sacerdote sarebbe stato accusato di aver tenuto comportamenti non consoni allo stato clericale inerenti agli impegni derivanti dall'obbligo del celibato per i preti. Insomma, Don Ruggero, secondo la diocesi, avrebbe avuto delle relazioni, tanto che nei suoi confronti è stato aperto un processo canonico presso il tribunale ecclesiastico. Ma la sua risposta non si è fatta attendere. Il sacerdote è partito all'attacco senza peli sulla lingua, togliendosi più di qualche sassolino. Don Ruggero ha già dato mandato a un avvocato per difendersi nelle sedi opportune, ma lo scandalo ormai è fatto il giro non solo del paese, ma di tutta la provincia. E questa sembra essere la punta di un iceberg che rischia davvero di travolgere altre persone. E poi invece a Venezia il patriarcato durissimo con una nota su alcune scene della sigla di The New Pope, la serie di Sorrentino, con alcune scene appunto girate a Venezia. Ci racconta quanto sta accadendo a Venezia Anna Maria Parisi. Anna Maria.
Buongiorno da Venezia, dove è polemica per alcune scene veneziane della serie televisiva appunto The New Pope di Paolo Sorrentino. In riferimento ad alcune scene girate a Venezia per la sigla di questa serie televisiva c'è un comunicato che arriva dal patriarcato, perché la polemica è appunto inerente a questo. Comunicato per il tramite del delegato del patriarca per i beni culturali Don Gianmatteo Caputo. Le immagini della sigla della serie di New Pope di Sorrentino hanno suscitato reazioni diverse per il loro contenuto, nella consapevolezza che si tratta di una serie fantasy e che la creatività artistica del regista vuole suscitare reazioni controverse. Si legge nella nota: tratti irriverenti e provocatori. La scena, parte integrante del film, risulta in sé offensiva, si legge, mancando oltretutto di un contesto narrativo che ne giustifichi la ragione. Pertanto ciò che viene offerto agli spettatori è solamente una ripresa simile ad un video musicale realizzato in un luogo fondamentale della storia della tradizione monastica. Venezia è trasformato in una sorta di stage per una danza dal contenuto ammiccante e allusivo, collocata sotto al simbolo cristiano per eccellenza, la croce. Ecco, quindi da Venezia per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Torniamo adesso invece nella Marca trevigiana con un caso davvero singolare, non nuovo evidentemente, ma che lascia sempre un po' di amaro in bocca. Parliamo di una famiglia che svanisce dopo aver cenato in un ristorante. Prima l'aperitivo al banco, poi la decisione di cenare al ristorante alla Tripolitania di Refrontolo. Una famiglia, madre, padre e 2 figli in età scolare, si sono così accomodati al tavolo ed hanno ordinato tutto e di più: antipasti vari, tagliata di manzo e vino. Poi, terminato di mangiare, a far scattare la truffa è stato proprio l'uomo. Con la scusa di andare in bagno per smacchiarsi la camicia, è uscito in volata dal locale, seguito dalla moglie e dai figli. Quando i titolari si sono accorti dell'assenza e con il conto ancora in mano, non hanno potuto far altro che chiamare i carabinieri. L'unica cosa che si sa della famiglia è che proviene, almeno secondo quanto ha detto uno dei bambini, da Bassano del Grappa. Ha amareggiato anche il sindaco di Refrontolo, Mauro Canale, che ha spiegato che in zona presto saranno sistemate delle telecamere di videosorveglianza. Ancora Venezia adesso per parlare della riconferma di Paolo Baratta che la Lega vuole, cioè il caso appunto della presidenza della Biennale di Venezia. L'onorevole trevigiana della Lega Angela Colmellere, segretario della Commissione Cultura alla Camera, ha presentato un emendamento al milleproroghe per allungare di un mandato la presidenza della Biennale, in modo da rendere possibile un rinnovo dell'incarico a Paolo Baratta. Il mandato di Baratta, già rinnovato con una norma di legge ad hoc nel 2014, è di fatto scaduto, ma secondo Colmelleri una gestione va sostituita solo se non ha funzionato. Baratta ha ereditato invece una mostra del cinema che aveva un respiro solo nazionale e l'ha portata, secondo il deputato, ad essere uno dei più importanti palcoscenici mondiali per film che poi conquistano riconoscimenti internazionali. La settimana scorsa lo stop del Movimento 5 Stelle alla proposta di proroga avanzata dal ministro ai beni culturali Dario Franceschini ha innescato un copioso ed inevitabile totonomi. Tra gli altri Giovanna Melandri, Walter Veltroni, l'ex soprintendente della Fenice Cristiano Chiarot e Massimo Cacciari. Ma proprio l'ex sindaco si è dichiarato favorevole ad una riconferma di Baratta. Il Consiglio d'amministrazione intanto rimarrà in carica solo per l'ordinaria amministrazione, come previsto per legge, fino ad un massimo di 45 giorni dalla scadenza di mandato naturale, prevista il 20 gennaio. Una decisione definitiva perciò è attesa entro il 26 febbraio. Restiamo a Venezia solo per farvi vedere alcune immagini, pochi secondi, del test, di una delle parti del test del Mose di questa mattina alle bocche di porto del Lido. Ecco qua le immagini, le vediamo, vedete il sollevamento delle paratoie. Queste immagini sono state appunto registrate questa mattina durante i test, le rivediamo, test che appunto, come ci ha detto il nostro Filippo Fois, continueranno anche nel corso della giornata e per i quali si è speso anche il sindaco di Brugnaro con soddisfazione, dicendo primo test superato. Restiamo nel veneziano, ma parliamo di agricoltura adesso a Milano per la 23esima edizione della Festa del Radicchio. Non si fa futuro se non c'è un passato, non c'è un ricordo. E quale migliore interlocutore se no le Proloco del nostro territorio? L'appello del vicepresidente regionale soprattutto ai giovani nella piazza di Milano per la 23esima edizione della Festa del Radicchio.
Un appuntamento importante per il territorio sia sotto il profilo enogastronomico turistico ma soprattutto economico, guardando le tante aziende agricole. La giornata di oggi è inserita nella rassegna di fiori d'inverno che è con la strada del radicchio, del quale Mirano è uno dei comuni protagonisti, che poi porta sistematicamente anche gruppi di turisti. Agricoltura che con il radicchio e il vino mette il Veneto in prima posizione tra le regioni italiane. E quindi su questo dobbiamo continuare, ma soprattutto c'è un veicolo che è questo, della promozione turistica, della conoscenza. Abbiamo un turismo in Veneto che rappresenta 18 miliardi di fatturato, prima azienda in Veneto. Abbiamo 30 milioni di turisti che arrivano nelle nostre spiagge, da Rosolina a Porto Tolle e Portoviro fino a Bibione. Questi hanno bisogno di conoscere, di capire che non c'è solo un litorale, non c'è solo una spiaggia, ma c'è un entroterra ricco di sapere, di storia, di promozione, ma soprattutto di enogastronomia. Anche se dalle associazioni degli agricoltori l'auspicio è stato per un 2020 meno penalizzante rispetto all'anno appena trascorso. Spero proprio che l'agricoltura, che è un perno della nostra vita, della nostra economia, prima o dopo riesca ad emergere dal pantano in cui si trova in questo momento. Protagonisti i bambini con i tanti lavori per raccontare il radicchio ma anche il suo territorio. Per la cronaca il primo premio dei tanti messi in palio dalla C di Venezia è andato alla scuola Dante Alighieri di Milano con questa installazione. Bambini che anche così imparano a conoscere e apprezzare il radicchio. È buono col burro. È buono col burro? Sì. Sei sicura? Sì, lo mangio sempre. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 questa sera dopo il telegiornale di Treviso, un ospite d'eccezione perché questa sera avremo Francesca Dotto, la soprano Francesca Dotto che si è esibita anche al concerto di Capodanno alla Fenice, quindi la cultura in primo piano questa sera dopo il telegiornale di Treviso. Adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Sul Triveneto si estende un promontorio anticiclonico che manterrà ancora condizioni di tempo stabile e senza precipitazioni. Il dettaglio di martedì 14 gennaio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato con cielo poco nuvoloso in montagna, nubi basse e nebbie anche fitte, invece in pianura localmente persistenti anche per tutto l'arco della giornata. Vediamo anche le temperature minime sotto zero praticamente ovunque, massime tra 4 e 6 gradi circa. La previsione ora del Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà un po' dappertutto, solo con qualche addensamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra 6 e 8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui ampiamente soleggiato, il cielo sarà sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime anche qui sotto zero, massime fino a 7 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.